Salude trigo a Totugantus. È un'occasione importante questa che ci trova riuniti, anche se è da lontano che devo portare un saluto. Per motivi di lavoro, di vita, non posso oggi essere a Selargius. Ci sono attraverso delle immagini, grazie alla tecnologia che 30 anni fa, ai tempi di Sischiglia, non ci permetteva queste cose, grazie all'aiuto di amici che qui mi stanno supportando in questo momento. È una giornata importante per la cultura di Sardegna, per la poesia di Sardegna, con la presentazione di una fondazione intitolata ad uno dei più grandi poeti della storia di Sardegna, che è Faustino Onnis. Parlare di Faustino Onnis significa ripercorrere sentieri importanti della nostra cultura. Significa ricordare pagine importanti della poesia di Sardegna, sia per le cose che lui ha scritto e ha lasciato, sia per l'impegno culturale che è durato una vita e che lo ha visto protagonista insieme a tante altre persone, a tante altre figure che non ci sono più. Ricordarlo oggi significa raggiungere il risultato di un impegno. Sono anni che si lavorava intorno a questo progetto, finalmente si è realizzato. È un progetto che abbiamo coltivato e condiviso, che oggi si realizza grazie ai figli di Faustino che sono portatori di questa eredità. E grazie all'impegno dell'amministrazione comunale di Selargius. Oggi abbiamo uno strumento in più col quale provare a riprendere un discorso che per tanti anni abbiamo portato avanti insieme con Faustino Onnis, con Aquilino Cannas, con Larentu Ilieschi, con Mario Licheri, negli anni molto duri, molto impegnativi, però entusiasmanti, di Sischiglia. Sono stati anni in cui quell'impegno ci ha portato a tirar fuori tante anime, a tirar fuori una volontà di resistenza anche rispetto ad un tentativo storico di annullare letteralmente la lingua di Sardegna, attraverso la poesia, che era lo strumento col quale ci impegnavamo a rappresentare quella che era l'anima più profonda della gente di Sardegna. Penso che ci siamo riusciti per la parte che ci toccava, e però è lì che sono nati dei semi che oggi germogliano di nuovo con la fondazione intitolata Faustino. Sono stati anni nei quali si è sviluppata un'amicizia molto grande tra quelle persone, che coinvolgeva le famiglie, che coinvolgeva tante persone che erano motivate da valori che un pochino forse purtroppo si stanno perdendo. Valori della cultura, valori dell'amore per la propria terra, che passa attraverso un impegno che è anche sacrificio. Allora scrivere in sardo, fare poesia in sardo, pubblicare le cose che i poeti di Sardegna scrivevano significava spesso anche essere additati come delle figure ridicole, per non dire che ci si vedeva come della povera gente. Oggi invece, grazie anche a quell'impegno, si può parlare e scrivere in sardo con dignità. Si è arrivati a delle leggi importanti, anche se dietro questi movimenti molte volte viene meno quel valore per i quali noi avevamo lavorato. Venivano meno già allora certi valori di moralità, ma ancora oggi vengono meno quando si perde quell'austerità, quel disinteresse e quell'amore per la propria terra che va al di là di ogni traguardo che è personale e che magari ha altri obiettivi. Con la fondazione si riparte con quei valori. Faustino Onnis in questo è stato protagonista, con Sischiglia, ma
poi per tanti anni con l'esperienza di Nur, che poi è ripartita, che ha continuato quel lavoro. È una eredità che è stata portata avanti con un insegnamento semplice, giorno per giorno, sino all'ultimo. Io lo ricordo nella sala degli Amici del Libro, nel Largo Carlo Felice, alla presentazione di Nur, qualche mese prima di morire, lui era voluto essere lì, presente, a parlare, aveva difficoltà a camminare, però con quella presenza aveva dato un ulteriore insegnamento.